Bene, buon pomeriggio. Io sono Enrico Zaninotto dell'Università di Trento e introduco brevemente questo incontro con alcuni economisti industriali ed economisti di cui poi vi dirò più in dettaglio. Il tema dell'incontro credo che sia abbastanza chiaro, cioè l'emergenza sanitaria e la visione di molti ha esposto vecchie piaghe, ne ha aperte di nuove, ma ne ha esposte molte di vecchie, che erano peraltro note da decenni e denunciate da economisti industriali, e che si sono tradotte in una bassa crescita, almeno 25 anni di bassa crescita, e noi sappiamo che poi questo è legato a una bassa crescita della produttività. La cosa è stata sollevata, anche questa mattina c'era un articolo di Savazzi sul Corriere in cui appunto indicava la bassa produttività come uno dei malanni a cui in qualche modo sui quali intervenire. Ma come? Come è scritto in Affari e Finanza del 13 luglio Carlo Bastasin, confondere la divergenza, cioè la differenza fra Italia e economie forti con il problema di diseguaglianze da compensare con trasferimenti di reddito sembra un errore. Bisogna aiutare certamente chi ha perso il lavoro a causa della crisi, ma questo non risolve il problema. Noi abbiamo questo grossissimo problema che è uno scoglio, e naturalmente in queste condizioni molti vedono la soluzione in un aumento dell'intervento pubblico, dell'intervento dello Stato, delle amministrazioni pubbliche nell'economia. Da qui il tema delle politiche industriali. Ma naturalmente questo apre molti problemi. Innanzitutto se sia vero che questa sia la soluzione dei problemi, ma soprattutto per fare che cosa? Per fare all'Italia? O per immettere cassa, depositi e prestiti in qualsiasi situazione di difficoltà? Qual è lo scopo di questo tipo di intervento? E ancora con che modelli? Noi veniamo da 30 anni, forse di più, Raffaele sarà molto preciso su questo, di silenzio sulle politiche industriali dopo una piegatura. Ecco, però dopo questi anni non sappiamo che cosa siano le politiche industriali a cui mirare. Ecco, di questo io vorrei che oggi si discutesse. A me sembrano dei temi urgentissimi perché ci troveremo di fronte alla necessità di fare piani di intervento che incidano sulla produttività, che incidano sulla crescita, ma la strumentazione che abbiamo è una strumentazione che, diciamo, quella che abbiamo usata data molti anni fa ed è probabilmente inutile. Per questo chiediamo qualche parere ad alcuni economisti, cominciando da Raffaele Brancati. Perché comincio da Raffaele Brancati? Perché Raffaele è un economista, ma anche impegnato con incarichi istituzionali importanti, ma soprattutto cura con la società di ricerca MET, che sta per Monitoraggio Economia e Territorio, cura da molti anni un rapporto sulla competitività e sulle politiche industriali e regionali a livello nazionale e a livello regionale che sono svolte in Italia. Per cui credo che il quadro di questa storia delle politiche industriali in Italia ce lo possa dare in modo molto efficace e ci possa anche dare qualche spunto per il futuro. Raffaele, a te la parola per prima. Gli altri li presento a mano che passo la parola. Grazie, mi sentite, spero. Sì. Bene, io adesso presenterò delle slide perché come facciamo spesso noi giovani, diciamo un errore tipico di noi giovani, cercherò di dire un po' troppe cose per il tempo assegnatomi, però mi interessava fare un quadro un po' di riferimento importante, perché non credo che siano banali alcune considerazioni. Spero, non so se vedete lo schermo? Sì. Allora, l'elemento più importante da cui vorrei partire è quello legato alle considerazioni, diciamo, dell'industria italiana. Si tende ad avere una grande inerzia nelle analisi, nel senso che si pensa che poiché abbiamo un lungo periodo, come ha ricordato Enrico Zaninotto
proprio in apertura, abbiamo avuto un lungo periodo di difficoltà sui mercati internazionali, ma in generale sulla crescita e sulla crescita dell'industria, sia stato un periodo omogeneo. Quello che vorrei sottolineare è che il periodo non è omogeneo. Noi abbiamo avuto un lungo periodo fino al 2008-2011, diciamo così, in cui l'arretramento, il declino dell'industria è stato assolutamente evidente, con un calo di competitività che è rappresentato da moltissimi indicatori, oltre a quello del tasso di crescita naturalmente, ma soprattutto sui mercati mondiali il calo anche al netto delle considerazioni sulle performance cinesi è stato molto forte. Dal 2011-2012 però ci sono stati dei cambiamenti molto forti del sistema industriale. Io cercherò, non ho il tempo e non è questo il momento la sede per dare un quadro analitico, diciamo, di questi cambiamenti. C'è letteratura, ci sono articoli, anche le posizioni di Banca d'Italia sono leggermente cambiate nel tempo. Io vi faccio vedere solo un dato che credo sia abbastanza informativo ed è rappresentato da questa tabella. In blu sono allora, le imprese come possono reagire al loro calo? Diciamo che la stessa produttività in qualche misura è anche un po' un risultato delle strategie, ma le strategie di base delle imprese sono tipicamente o strategie legate a cambiamenti strutturali forti, quindi la ricerca, o cambiamenti legati a innovazione di varia natura, o la ricerca di nuovi mercati. Diciamo, non si va troppo al di là di questi che possiamo chiamare i driver dello sviluppo. Vedete l'evoluzione che c'è stata tra il 2011 e il 2019. Vi vorrei far notare che nel 2011 ben il 74% delle imprese italiane, poi naturalmente tra regioni le differenze erano molto marcate, il nord-est evidentemente aveva caratteristiche un po' diverse dal nord-ovest, da altre regioni, però grosso modo c'era una grande maggioranza di imprese, per lo più piccole e piccolissime evidentemente, che avevano addirittura un'assenza totale di queste strategie, cioè non facevano né ricerca né innovazione né cercavano mercati internazionali. Vedete che questa quota nel giro di 8 anni è cambiata radicalmente, giungendo a diventare, diciamo, leggermente minoritaria. È molto cresciuta la quota di chi metteva in campo tutte e tre le strategie dinamiche, è arrivata all'8% partendo dal 2%, e vedete anche che è molto alta la quota di imprese che provano a fare qualche cosa. Che cosa vuol rappresentare nel poco tempo che ho a disposizione questo grafico? Vuol rappresentare un sistema industriale che ha avuto un forte rafforzamento di alcune persi del suo sistema produttivo e un dinamismo che comincia a essere apprezzabile. Naturalmente si fa quello che si può, diciamo, con la struttura produttiva data. È inutile che immaginiamo di avere un sistema produttivo diverso da quello che c'è, possiamo cercare di migliorarlo con qualche politica, ma poi questo lo vedremo. Ma il problema grosso è fare in modo che chi è presente abbia strategie di ricerca e di innovazione. Nell'articolo di oggi che ha citato Zaninotto, Giavazzi ha commesso un errore grosso, nel senso che ha fatto riferimento, che non cambia poi la sostanza dei ragionamenti però, ha fatto riferimento a una struttura produttiva di piccolissime imprese da noi, come se, citando il caso di Francia e Germania, la Germania è un caso un po' diverso, ma come se scriveva come se la Francia avesse un sistema produttivo con poche piccole imprese. Non è così, il livello di piccole e piccolissime imprese della Francia non è tanto diverso, è leggermente minore come quota rispetto a quello italiano, ma non così tanto da giustificare questi elementi. Il vero problema è che le piccole e piccolissime imprese francesi sono assai più dinamiche delle nostre. Badate che complessivamente come quote di mercato sui mercati internazionali le performance italiane sono state migliori di quelle francesi, quindi poi le cose vanno anche viste con qualche attenzione maggiore. Però il problema del fare in modo che la struttura che abbiamo subisca degli upgrading, dei miglioramenti, dei processi
che aumentino la loro competitività è un problema molto, molto forte. Quali sono le debolezze? Quindi, nonostante i relativi successi che per esempio si sono registrati sui mercati internazionali, i problemi sono legati a vincoli di varia natura, quelli di contesto che spesso vengono citati, problemi legati alla fiscalità. Mi concentro però su due elementi interni che saranno un problema grosso diciamo, con la crisi Covid, per intendersi, su cui arriverò tra poco. Il primo è vincoli interni legati in larga misura a struttura finanziaria e al credito, non solo razionamento, proprio una struttura finanziaria viziata che bisogna in qualche modo correggere, ed è viziata anche per le piccole e piccolissime imprese. Un secondo vincolo è la qualità del capitale umano, sia da parte del management che da parte della forza lavoro, e infine il mercato dei servizi, ma su questo tornerò rapidamente. Su questa evoluzione si è abbattuto il Covid e la sua crisi. Non entro troppo nelle previsioni fatte da un'indagine. Scusate, anche se sono un po' disordinato, noi ci basiamo in larga misura su un'indagine vastissima che realizziamo ogni 2 anni, in cui intervistiamo circa 24.000 imprese in Italia nel campo dell'industria in senso stretto e dei servizi alla produzione. Cerchiamo di usare numeri così grandi perché abbiamo necessità di essere rappresentativi a livello regionale e settoriale e per tutte le classi dimensionali. Per darvi un'idea, Banca d'Italia nel suo Invind intervista poco più di 4.000 imprese ogni rilevazione che compie, però loro non hanno bisogno di avere questo tipo di articolazione che noi cerchiamo, e quindi ognuno fa le sue scelte di ricerca. L'abbattimento dei programmi di sviluppo con la crisi Covid, dunque l'ultima indagine l'abbiamo chiusa a gennaio 2020 e quindi ad aprile abbiamo provato a fare un piccolo supplemento, piccolo per modo di dire perché sempre 7.800 interviste, in cui abbiamo chiesto come cambiavano i loro programmi con la crisi agli stessi che avevamo intervistato 2 mesi prima. I cambiamenti sono ovviamente fortissimi. A me non interessa tanto sapere le previsioni del valore aggiunto, del fatturato, dell'occupazione che cambieranno in continuazione nei prossimi mesi, ma quasi la metà, il 44% di chi aveva programmi di ricerca a gennaio sembra avere in previsione di cancellarli, e questo è un elemento che in termini di competitività mi sembra assai più preoccupante delle stesse difficoltà di liquidità che sono presenti. Altri elementi di struttura non sono così forti. Abbiamo fatto delle stime econometriche, ma non ho il tempo per soffermarmi su questo. Finisco questo quadro, diciamo, introduttivo prima di arrivare alle politiche, vedendo che questa volta la crisi sembra colpire in modo particolarmente forte proprio i soggetti che sembravano aver avuto le migliori performance nel periodo immediatamente precedente alla crisi Covid. Cioè dire, quello che sembra toccare pesantemente le attese, in parte naturalmente sono le dimensioni, in parte l'età. Le imprese vecchie sono più preoccupate di quelle giovani che sono abituate naturalmente o mettevano in conto grandi cambiamenti, ma i vincoli finanziari naturalmente incidono. Guardate, per vincoli finanziari non intendo naturalmente la disponibilità mera di liquidità nei periodi di lockdown, ma intendo vincoli proprio per programmi eventuali di crescita. Quello che è il cuore delle difficoltà in questo momento sembra essere proprio legato al motore della crescita recente, e le imprese internazionalizzate da un lato e quelle che avevano fatto sforzi in innovazione di prodotto dall'altro. La preoccupazione che c'è è che sull'internazionalizzazione, sui mercati esteri, si possa addensare la tempesta perfetta, cioè da un lato i blocchi di produzione e le crisi legate all'epidemia, da un altro lato le guerre commerciali che sono state avviate e le incertezze legate
appunto alla presenza o meno dell'amministrazione Trump anche il prossimo anno, a una serie di altri elementi, diciamo, quindi sull'internazionalizzazione si addensano le principali nubi. Così pure le innovazioni di prodotto per tante imprese con caratteristiche fragili, in particolare le innovazioni di prodotto più radicali, più forti, suscitano preoccupazioni nelle imprese molto grandi. Solo le strategie a lungo termine, quindi solo la ricerca continuativa che si proietta in un orizzonte lungo, sembra avere delle mitigazioni, soprattutto nel caso dell'occupazione, ma questo è evidente. Chi ha una forte attività di ricerca difficilmente pensa a cuor leggero di togliersi capitale umano prezioso, perché quello è il suo vantaggio competitivo determinante. L'ho già detto questo e quindi passo alla seconda parte, diciamo, con questa premessa, quindi con una crisi che si addensa fortemente sulle imprese fragili ma con voglia di crescere e con attività di crescita, qual è la cassetta degli attrezzi che è presente in Italia? Purtroppo per tutti gli anni 2000, un po' attenuati dopo la crisi successiva al 2008, ma tutto sommato latente sempre in tutti i discorsi di analisti, studiosi e politici, si è avuta una discussione inutile sulla politica industriale. Sostanzialmente non si distingueva tra strumenti, si diceva che erano strumenti costosi, strumenti inutili e soprattutto il dibattito era binario, presenza o assenza, non era come si fa per renderla più utile, come si fa per migliorarla. E questo è un elemento particolarmente critico in questo momento, perché noi abbiamo di fronte 4 famiglie di strumenti possibili nella politica industriale, mentre nel dibattito si pensa solo agli incentivi alle imprese sostanzialmente. Il primo è la gestione della domanda pubblica, so che altri relatori parleranno di questo. Il secondo è la regolazione, su questo cercherò di soffermarmi un pochino meglio. Il terzo è lo stimolo e l'accompagnamento delle azioni dei privati, e questo è l'oggetto poi spesso del dibattito. E l'ultimo, infine, è quello dei servizi, che viene spesso dimenticato, ma vorrei sottolineare che nel campo dei servizi, per le piccole e medie imprese, e per le piccolissime non ne parliamo neanche, l'area dei servizi evidenzia fallimenti del mercato clamorosi, dove per servizi non intendo naturalmente il commercialista o il consulente del lavoro, intendo servizi avanzati in cui esiste già un ruolo dello Stato ma che è troppo basso, ma insomma su questo tornerò brevemente. La gestione della domanda pubblica, che è la prima famiglia, non mi soffermo perché non ho tempo e comunque ci sarà un intervento dedicato. Vorrei solo ricordare che la presenza di una pubblica amministrazione che ha problemi enormi di funzionamento trovano proprio la cartina di tornasole nella capacità di svolgere del procurement adeguato. Non parliamo però del pre-commercial dedicato alla parte di ricerca e innovazione, che è molto complesso e molto difficile. Su questo credo che il problema sia da affrontare radicalmente. Credo che non ci siano prospettive a tempi brevi e penso che non sia solo una questione di norme sugli appalti o cose di questo genere. Penso che il problema sia più generale e su questo va affrontato bene. La regolazione, viceversa, è per me la questione più importante, tanto più se abbiamo in mente una politica industriale che sia orientata in senso green. Ora, che cosa dico? Immaginiamo che, provo a fare un esempio concreto così cerco di essere meno... Raffaele, posso chiederti di accelerare un po' perché abbiamo tempi contingentati? Vado velocissimo, scusatemi.
Sulla regolazione vi dico solo due cose. Immaginate che decidiamo di togliere da mezzo la plastica degli imballaggi. Lo Stato deve fare un provvedimento per togliere la plastica degli imballaggi. Questo provvedimento deve essere discusso con quello che è la ricerca in campo, con gli operatori, e diventa una molla di innovazione assai forte. Per lo stimolo dell'azione privata si tratta di capire quali sono i meccanismi che funzionano. Purtroppo le attività di valutazione che sono state in campo in questo periodo sono valutazioni che non sono utili per migliorare le politiche. Credo che nessun policy maker realmente tragga informazioni utili dalle valutazioni in corso. Credo che sia da cambiare radicalmente questi meccanismi. Gli strumenti sono quelli ben noti, perché sono aiuti di Stato a vario titolo. Ormai si usa quasi esclusivamente il canale bancario per questa selezione. Sempre in questo campo vorrei ricordare che ci sono almeno due tipologie di strumenti, ma insomma serve un riordino importante. Per esempio, per aumento di capitale c'è bisogno che le defiscalizzazioni siano massicce e costanti. L'ACE, che è uno strumento che è stato introdotto circa 10 anni fa, in 10 anni è stato messo e tolto credo almeno 6 volte. Non è un modo per fare una politica che consente effettivamente una capitalizzazione delle imprese adeguata. Così come gli strumenti di equity sono troppi. In alcune regioni ci sono 4-5 fondi dedicati al venture capital di specifiche elementi. Su regioni relativamente piccole non è questo un modo per poter agire adeguatamente. Vado avanti sempre con rapidità. Sulla parte dei servizi, per esempio, c'è bisogno che i tanti operatori dello Stato, penso a SACE Simest, penso al CNR, penso allo stesso Istituto Superiore di Sanità, penso a tantissimi soggetti che possono dare servizi di alta tecnologia. Questo deve essere un orientamento assai chiaro e forte. Non mi pare che ci siano grandi informazioni. Per esempio su SACE Simest in questo momento io non sono capace di reperire informazioni adeguate sulle loro attività. Finisco solo con un elemento. Questa è l'ultima slide per tranquillizzare Enrico sui tempi, mi scuso anzi se ho sforato. La questione dei flussi informativi è essenziale. Troppo tardi e troppo lentamente si raccolgono i dati. Credo che ci sia bisogno di uno sforzo particolare in questo senso per capire quali sono le esigenze delle imprese, perché uno dei problemi forti delle politiche pubbliche è che non vengono fatte per coprire dei bisogni degli operatori, ma vengono semplicemente ripetuti dei procedimenti del passato che magari si sono rivelati adeguati per non incorrere nei problemi della Corte dei Conti o della magistratura, ma cosa diversa è essere utili per lo sviluppo. Vi chiedo scusa se ho portato via troppo tempo e ho finito qui. Grazie Raffaele, ci hai dato un quadro molto completo sia della situazione dell'emergenza intervenuta, ma anche del paniere di cose che vanno sotto questo nome politica industriale. E ci hai detto una cosa fondamentale, che qua si tratta di fare tuning fra queste cose e anche con qualche dose di innovazione. Su questo credo che Mario Calderini possa dirci ancora qualcosa. Prima dell'inizio facevo una considerazione che abbiamo due persone, Mario Calderini e Andrea Principe, che in qualche modo hanno e mantengono legami molto forti con le due principali scuole di innovazione, di Innovation Economics inglesi, cioè Sussex e Manchester, e questo mi fa molto piacere. Con questa nota lascio a te la parola, Mario. Grazie, grazie anche per questo richiamo che mi fa molto piacere, se non altro perché mi proietta quando ero molto più giovane. Allora, ho ascoltato con grande interesse la relazione di Raffaele e su questa mi innesto.
anch'io ho letto l'articolo di Francesco Giavazzi stamattina, e diciamo mi sembra che è evidente, ce lo siamo detto fin troppo, che c'è stato molto peso sulla valenza redistributiva delle politiche e poco. Io non direi neanche, io trovo produttività ormai francamente un'espressione un po', come dire, restrittiva di fronte ai problemi di creazione del valore che abbiamo. Quindi io direi più che altro di creazione del valore. E in effetti, se facciamo una lettura storica in particolare di una delle tre dimensioni con cui Raffaele valutava il comportamento delle imprese, cioè in particolare la ricerca e l'innovazione, diciamo non abbiamo un track record straordinario. Noi abbiamo avuto almeno due piani, direi Industria 2015, quello di Bersani più o meno nel 2005-2006, che era un grande piano che aveva questa ambizione di restituire un po' di specializzazione industriale su alcuni grandi settori industriali che, diciamo, stavamo perdendo, cioè un tentativo di ricostruire un po' di intensità knowledge based nel portafoglio di specializzazione italiano, che però si è clamorosamente perso nell'execution, e quindi, diciamo, non è rimasta traccia da nessuna parte. Poi abbiamo avuto Industria 4.0, che però a mio parere non era un vero piano industriale, ma era un piano di efficientamento di processo globale dell'industria. Funzionato o non funzionato non lo so, però certamente non era, come dire, da lì alla creazione del valore secondo me c'è ancora un pezzettino. Quindi quel problema lì della creazione del valore ci è rimasto ancora un po' tra le mani, e sono d'accordo anche che è un problema che i governi fanno molta fatica ad affrontare, anche perché cercano sempre di affrontarlo col proiettile d'oro e con l'ideona che nel breve periodo risolva questa cosa, in un paese che ha perso oggettivamente specializzazione industriale su settori ad alta intensità di conoscenza, e questo non si recupera né in una legislatura e neanche probabilmente in due. Su tutto questo, secondo me, c'è stato un malinteso enorme rispetto alle politiche di innovazione negli ultimi 20 anni, perché, per farla molto breve in questi 10 minuti che ho, in qualche modo si è sbagliato clamorosamente l'esercizio di autovalutazione del paese. Si è continuato a pensare che il paese fosse uno straordinario laboratorio pieno di ricercatori stracolmi di meravigliose idee, di industrie knowledge intensive che non vedevano l'ora di usare queste meravigliose idee, e che l'unico problema fosse farli parlare, con un modello molto top down, molto science based. Alla fine, se noi leggiamo tutto quello che è stato fatto sui parchi scientifici, sugli incubatori, quant'altro, diciamo, questo grande esercizio di scimmiottamento della Silicon Valley, l'idea era: c'è talmente tanta conoscenza che basta strizzare, in qualche modo percolerà sul sistema industriale e lo renderà più innovativo e più produttivo. E quindi, diciamo, da qui sono nate politiche che non sono andate benissimo. 1400, ho fatto il conto nei miei ultimi tempi al MIUR, 1400 strutture di intermediazione tecnologica sono il lascito di questa idea, basata sul fatto che appunto ci fosse semplicemente un malinteso problema di comunicazione tra questi meravigliosi scienziati e questi meravigliosi industriali, che, risolto il problema di intermediazione, tutto funzionasse. E invece, purtroppo, lo dico da orgoglioso appartenente probabilmente alla più grande università tecnologica italiana ed europea, e tra le più importanti in Europa, e invece questa massa critica di scienza non c'era, ed era molto improbabile pensare che, avendo perso noi tanti settori intensivi di conoscenza, potessimo avere tanta domanda di innovazione. In tutto condito anche, diciamo, è anche molto spinto dalla retorica di Lisbona, che alla fine aveva un'assunzione culturale molto forte, che noi ci siamo bevuti in maniera un po' acritica, che è la ricerca e innovazione creano sviluppo, che insomma, è sempre stata venduta criticamente, e che secondo me è falso ideologico. Non è vero che ricerca e innovazione creano sviluppo. Ricerca e innovazione creano sviluppo e valore a certe condizioni,
e quello che noi chiediamo alla politica è che si occupi di queste certe condizioni, non di ripetere ossessivamente che ricerca e innovazione creano sviluppo, perché questo lo sappiamo. E su quella certe condizioni invece non ci siamo particolarmente concentrati. E quindi questo, come dire, ha creato qualche disallineamento. E anche, come dire, avendo tu citato la scuola inglese degli anni 90 di economia dell'innovazione, mi piace ricordare anche il grandissimo Kit Pavitt, che ci aveva insegnato una cosa che ci siamo clamorosamente dimenticati, e cioè che l'innovazione ha tante fonti, mentre se tu leggi il dibattito politico in Italia sull'innovazione va ossessivamente sulla ricerca, sembra che esista solo la ricerca come fonte di innovazione. Allora, siamo tutti perfettamente d'accordo che senza ricerca e creazione di conoscenza non si fa innovazione, ma dal punto di vista delle politiche industriali ricordarsi che la creatività, copiare e mille altre cose sono delle fonti di innovazione tanto importanti come la ricerca, e questo ha creato un danno politico proprio nella qualità politica del dibattito, perché alla fine, se tu leggi il dibattito politico degli ultimi 20 anni, si parla di innovazione e dopo 10 secondi c'è un politico improvvisato che dice sì, dobbiamo investire più in ricerca, cosa di cui, per la santa carità, io mi compiaccio come ricercatore, però ho paura che sia una visione della politica industriale un po' rozza. In tutto ciò, e poi arrivo anche un po' alla parte positiva dopo questa pars destruens, in tutto ciò io credo che ci sia un altro dato importantissimo da tenere a mente, è che negli ultimi anni, negli ultimi 2 o 3 anni, se leggiamo i contributi di Rodriguez Pose, di Juan Ruiz, ci stanno anche dicendo che questa economia della conoscenza, su cui, e quindi questa economia fatta con una forte incentralità degli intangibili tecnologici, su cui avevamo dato enormi speranze di crescita e prosperità, è funzionata o non è funzionata non lo so, ma ci ha lasciato un'eredità di diseguaglianza territoriale e sociale gigantesca. E questa cosa qui stiamo cominciando a pagarla, e la pagheremo anche in termini di politica industriale e dell'innovazione, perché a un certo punto, quando tu non hai rendicontabilità sociale delle politiche, e anzi le politiche dell'innovazione creano diseguaglianza, questo poi a un certo punto compromette anche la tua possibilità di investire dei budget pubblici importanti in politiche di ricerca. E questo è l'altro dato di cui bisogna tenere conto, e che però forse, come cercherò di dire tra un minuto, come dire, apre anche delle opportunità importanti post-Covid, perché io credo che nel momento in cui si mette questo problema che ho appena detto, cioè delle diseguaglianze create dall'economia della conoscenza, insieme a quello con cui ci eravamo lasciati un minuto prima del Covid, cioè che questa grande cosa che qualcuno chiama rethinking capitalism, ripensamento del capitalismo in direzione di sostenibilità, di verde, di quant'altro, è un fenomeno che rileva molto sulla politica industriale e che diventa cruciale nel momento in cui io ho l'impressione, ovviamente nessuno di noi credo possa avere delle diagnosi empiricamente fondate su quello che sarà il post-Covid, però io ho l'impressione che ci sia nei modelli di assistenza a cura, nel turismo di prossimità, nei nuovi modelli di abitare, nella distribuzione di cibo, produzione e distribuzione di ultimo miglio del cibo, ci sia un salto di paradigma importante in cui però le imprese realmente radicate nella comunità, realmente fondate sulla reciprocità, sul mutualismo, sulla cooperazione, avranno un vantaggio competitivo importante, ed è molto importante come il profit riuscirà a contagiarsi col terzo settore, che su questo tipo di modello di business ha un vantaggio competitivo proprio innovativo molto importante. A me sembra che politicamente questa cosa si sia recepita in maniera catastrofica, perché diciamo, il dato che io vedo oggi è che di nuovo la politica industriale che sta, così si fa per dire, uscendo dalla penna del governo è un richiamo ossessivo al Green New Deal e alle politiche verdi, che diciamo ha 2 problemi. Uno è che io non riesco mai ad andare oltre la quarta parola, non riesco mai a capire come,
vedo un'agenda disegnata dalle grandi partecipate di Stato e vedo un'agenda in cui rispetto alla strumentazione, come diceva Raffaele, finiremo a collassare tutto su politiche di incentivo molto banali. Ma non è neanche questo il problema che mi tormenta di più. Il problema che mi tormenta di più è che oggi il Green New Deal e le politiche industriali per l'ambiente, per il green, hanno dentro un potenziale di diseguaglianza catastrofico. E allora dire che si fanno quelle politiche, secondo me, non farà che lacerare ulteriormente il rapporto tra società e politiche industriali. Allora, la vera politica industriale oggi è fare politica di contrasto alle diseguaglianze insieme alla politica verde, altrimenti combineremo un altro gigantesco casino. Un'ultima battuta di richiamo perché Raffaele ha citato questo tema. È evidente che io credo, per ragioni che dovremmo un po' analizzare anche andando ad attingere alla sociologia politica, noi abbiamo una storia di politiche supply side, politiche dell'offerta nello stimolo all'innovazione complessivamente, mentre manca completamente tutto il repertorio delle politiche demand side. Raffaele ha fatto riferimento al procurement di varia natura e quant'altro. Ecco, allora io di nuovo credo che questo sia un salto culturale enorme, ma anche inevitabile, ed è anche un po' inspiegabile che la politica non si occupi di, per esempio, usare la domanda pubblica come leva di innovazione. Hai un valore pari circa al 15% del PIL di acquisti, appalti pubblici a disposizione. Se tu riesci a indirizzare l'1% di questa domanda pubblica a scopi innovativi attraverso procurement innovativo, pre-commerciale, tra l'altro nel CAD, nel codice degli appalti, c'è una formula molto innovativa che è quella del partenariato pubblico-privato per l'innovazione. Ci sarebbero tanti strumenti. È incredibile che se noi usassimo l'1% di questo valore della spesa pubblica, indirizzandolo, alzando l'asticella, indirizzandolo all'innovazione, avremmo a disposizione delle politiche di ricerca e innovazione una quantità di risorse gigantesche. Politiche demand side, che non vuol dire solo domanda pubblica, vuol dire anche a un altro tipo di, diciamo, tutto ciò che è legato con la regolamentazione. Insomma, diciamo, c'è un repertorio completamente non utilizzato e a me sembra veramente peculiare, perché è un repertorio che costa poco rispetto a politiche supply side di enormi investimenti in ricerca. Io non dico di sostituire tutto con questo, però di prenderlo in considerazione. Sul perché naturalmente non abbiamo tempo di soffermarci, però io credo che questo sia un altro tema particolarmente rilevante, altrimenti non arriviamo. Ci sarebbe sullo sfondo ancora da dire un problema di politica di governance territoriale, con le grandi risorse per le politiche di creazione del valore dell'innovazione nelle mani delle regioni, che a mio parere ad oggi sono il soggetto più inutile in questo quadro, perché stanno in un livello meso, in un livello intermedio, che non è né promozione di innovazione sul territorio né governo di grandi problemi nazionali. Grazie. Grazie Mario, molto chiaro e molto efficace. Credo che nell'ultima parte tu hai offerto un assist a Paola Barbonelli, che è economista dell'Università di Padova. Sulla questione delle regioni, se abbiamo un attimo di tempo sui livelli delle politiche, forse è il caso di spendere qualche parola. Ma intanto, appunto, se chiedo a Paola di cogliere la palla alzata da Mario Calderini. Certo, intanto ringrazio per l'invito e ringrazio anche direttamente Mario per questo riaggancio che ha fatto nella sua ultima parte di intervento. E sì, effettivamente questa parte sulle politiche della domanda pubblica sono molto importanti per riconsiderare la parte di normative, di regolamentazione, disegno degli appalti.
Un primo elemento, non richiamo i numeri che sono già stati detti, però un primo elemento importante che sicuramente va richiamato è il fatto che ci sono queste nuove direttive sugli appalti del 2014 a livello comunitario, che sono direttive che in effetti portano verso lo sfruttamento della domanda pubblica per incentivare innovazione, per incentivare appunto politiche verdi, quindi acquisizioni, quindi green procurement, ma anche per fare quelle che negli Stati Uniti vengono chiamate le politiche di affirmative action, quindi per imprese che in qualche modo hanno elementi di svantaggio. Si può parlare di piccole imprese, negli Stati Uniti si parla di imprese gestite da donne oppure gestite da reduci di guerra o cose di questo tipo. Quindi diciamo, quello secondo me è un punto di riferimento importante, cioè queste nuove direttive del 2014 per gli appalti. Queste nuove direttive di fatto cosa ci dicono? Ci dicono che gli appalti hanno al loro interno una potenzialità che è assolutamente da sfruttare e quindi sono assolutamente da accogliere questa spesa di risorse pubbliche nelle direzioni indicate dalle direttive, anche perché spendere meglio vuol dire qualificare meglio l'azione della pubblica amministrazione, che ovviamente è un volano per tante altre cose, insomma. Quindi diciamo che si creano proprio degli effetti a spillover nella qualificazione di appalti che sono assolutamente rilevanti. Ma tornando un attimo alla domanda di questo incontro, quali sono gli elementi che all'oggi, cioè nella struttura attuale della gestione degli appalti in Italia, dovrebbero essere in un qualche modo chiamate, presi in considerazione con maggiore attenzione? Un po' facendo riferimento anche alla letteratura internazionale sugli appalti, soprattutto quella di natura empirica, che quindi dà rilievo a come gli appalti vengono effettuati non solo in Italia e quindi alle performance, i risultati che si portano, ho cercato di portare almeno 5 punti. Ce ne sono moltissimi perché gli appalti, la materia degli appalti è una materia estremamente regolata e quindi, come sapete, più alta è la regolamentazione e più veramente il diavolo sta nei dettagli, nel senso degli effetti che possono essere, che ne derivano. Il primo punto che secondo me rileva è il fatto di dare più attenzione a quella che è la competenza delle stazioni appaltanti. Bisogna creare sicuramente una figura competente di public buyer e un public buyer che sappia sicuramente cosa acquistare, che sia informato quindi anche su tutte quelle che sono le possibili qualità di oggetti nuovi, servizi nuovi, e quindi sappia orientare poi la procedura di appalto e in questo può essere assolutamente molto utile anche un discorso di stazione appaltante di grandi dimensioni, quindi una centralizzazione delle dinamiche degli appalti. In sanità, per esempio, in Veneto, ma anche in altri ambienti, in altri contesti, sono state create appunto delle centrali d'appalto che di fatto comprano per gli ospedali di tutta la regione. Questo sicuramente porterà dei vantaggi, proprio perché le procedure di appalto vengono ripetute più volte, questo crea competenza, nonché ovviamente ci possono essere sconti in termini di quantità acquistate. Ma al di là della competenza della public buyer quindi anche della sua dimensione in termini proprio di stazioni appaltanti centralizzate grandi, il secondo elemento che viene fuori dalla letteratura più recente è quello che le stazioni appaltanti devono avere anche discrezionalità, perché più le regole sono strette e più ovviamente i tempi si allungano e meno si può portare ad efficacia quella che è la procedura stessa. Quindi la competenza del public buyer deve essere legato a una discrezionalità che gli si dà. La discrezionalità però deve essere ovviamente diciamo, orientata anche in termini della responsabilità che questo public buyer ha. Quindi per esempio in Italia bisognerebbe cercare di rivedere quelle che sono diciamo, il discorso degli incentivi all'interno della figura del public buyer. Abbiamo degli esempi molto buoni in Francia, per esempio, dove appunto l'amministratore pubblico ha una carriera con delle definizioni migliori e anche, diciamo, più volte proprio all'assunzione di responsabilità.
Certo, dare discrezionalità al public buyer vuol dire aprire a problemi di potenziale corruzione, favoritismo e quant'altro. Come ovviare questo? Beh, terzo punto, bisogna inserire delle dinamiche di quelle che vengono chiamate appunto delle misure di performance, che misurino quindi le performance della realizzazione dell'appalto, l'efficienza, e in questo modo appunto con una cabina di regia che possa registrare queste misure di performance e quindi tenere sotto monitoraggio gli appalti che vengono eseguiti, si cerca ovviamente di avere anche un controllo su quelli che sono i potenziali rischi di corruzione. Un quarto punto sicuramente è quello di cercare di spostarsi, soprattutto in Italia, si fa un'attenzione mostruosa a quella che è il momento dell'aggiudicazione, ma l'appalto non è solo aggiudicazione, l'appalto è programmazione, quindi devo avere un public buyer competente che sappia cosa vuole e come acquisirlo, d'accordo? E ancora di più se avremo delle dimensioni di appalto con innovazione, perché lì si tratta proprio di essere estremamente competenti nel saper scegliere qualcosa che ancora deve essere creato o deve essere appunto disegnato. E tutte le dimensioni contrattuali del pre-commercial procurement, del procurement of innovation, delle partnership for innovation, sono tutte dimensioni contrattuali che sono assolutamente diciamo da sperimentare, e in questo si dovrebbe fare anche un po' di diciamo conoscenza comune. In Italia sono pochissime le realizzazioni delle innovazioni con dimensione di appalto. Bisognerebbe proprio fare una cabina di regia anche su questo, perché si riducono proprio i costi anche legati ai potenziali errori in un campo così importante quale quello dell'innovazione. Ecco, dicevo che c'è molta attenzione, sono gli ultimi due punti, sulla parte di affidamento in Italia, ma bisogna appunto pensare molto bene alla parte di programmazione e, una volta affidato, alla parte di esecuzione del contratto. Quindi tutto quello che dicevo prima rispetto a delle misure di performance e di efficienza devono essere proprio programmate ex ante per poi essere registrate durante la realizzazione dell'appalto e quindi cercare di fare poi qualcosa tipo policy evaluation per ovviamente migliorare quelli che sono appalti che devono venire successivamente o migliorare quello che è l'appalto in corso. Infine, l'ultimo punto, anche qui ricerca abbastanza recente, fa vedere che la dimensione dell'enforcement dato dalla giustizia, visto che siamo appunto in ambito pubblico, è rilevantissima. Cioè, quando parliamo di appalti pubblici, il fatto che ci siano delle corti che facciano enforcement di quelle che sono per esempio le penali per i ritardi, sicuramente è rilevante per l'efficienza e l'efficacia del contratto stesso. Uno studio abbastanza recente fa vedere che dove le corti civili, dove i tribunali civili sono più lunghi, hanno dei tempi di chiusura dei processi più lunghi, che possono andare appunto dai 6 mesi ma arrivano anche ai 5 anni, lì ci sono appunto delle dimensioni di opportunismo da parte delle imprese nel consegnare l'appalto a tempi più lunghi, estremamente più alte. Perché? Perché di fatto le imprese sanno che le stazioni appaltanti non hanno nessun interesse di andare in tribunale, proprio perché avranno se no dei giudizi e quindi delle conclusioni di questi contenziosi troppo lunghi rispetto alla realizzazione dell'opera. Ecco, con questo mi fermo, ho presentato 5 punti molto diciamo schematici, ma penso di aver dato qualche indicazione rispetto anche alla complessità del tema, ma anche ai possibili sviluppi. Grazie. Grazie Paola. Credo che adesso con Andrea Principe, che è rettore alla LUIS, oltre ad avere questa lunga consuetudine con lo SPRU, quella dietro a lui non credo che sia casa tua, vero? Ecco. Noi tutti ti invidiamo qua con queste pareti piene di libri, tu invece sai. Beh, credo che cambiamo un po' il tema, vero? E andiamo su un altro aspetto di quelli menzionati all'inizio da Raffaele, credo che sia la questione dei finanziamenti e della capitalizzazione. A te la parola, Andrea. Grazie Enrico, grazie per l'invito e questa interessante condivisione di prospettive sulle politiche industriali e più in generale anche sul ruolo dello Stato
Grazie anche per aver menzionato il mio passato in passato presente in UK, e poi tra l'altro Mario ha anche ricordato il mio maestro Keith Pavitt. Tra l'altro i 3 punti sui quali mi focalizzo sono prettamente pavittiani. Da questo punto di vista continuo a replicare, diciamo, alcuni dei concetti appresi da Pavitt. Le presentazioni, diciamo, le prospettive che ho trovato molto interessanti, tra l'altro, che sono state appunto condivise, fondamentalmente oscillano sui vari ruoli e funzioni che lo Stato ha avuto, ha e avrà, cioè se lo Stato deve essere regolamentatore, imprenditore, catalizzatore. Poi su questo le qualificazioni le possiamo anche approfondire. Infatti quello dello Stato imprenditore lo approfondirò. C'è un punto però che era stato anche in parte accennato da Raffaele Brancati all'inizio, ovvero attenzione che la pandemia in corso, il Covid, ha accelerato numerosi processi. Il primo sicuramente è quello di una diffusione e adozione delle tecnologie digitali che abbiamo imparato ed apprezzato a gestire e a utilizzare, come stiamo facendo in questo momento. L'altro aspetto è che, lo diceva anche Mario molto bene, in realtà il Covid ha messo a nudo tutti i limiti di un assetto industriale e anche istituzionale che in realtà già nell'era pre-Covid già scricchiolava. E di conseguenza forse c'è l'opportunità, c'è effettivamente l'opportunità, non so quanto tempo abbiamo ancora, di progettare a tutti gli effetti, di costruire una nuova struttura organizzativa, una nuova organizzazione del lavoro e dell'industria. Ora, anche con il rischio, come succede di solito quando si parla alla fine, una serie di pro, perché alcuni concetti sono stati già evidenziati, io posso puntualizzarli. Ovviamente il rischio è quello di sovrapporsi un po' con quello che già si è detto, e in parte mi sovrappongo anche volutamente perché alcuni concetti è bene ribadirli. Il primo è che se pensiamo che lo Stato può e deve avere un ruolo, e cioè quello per come la penso io, di Stato imprenditore, allora vale il punto che faceva Mario sul tema dello sviluppo tecnologico, sviluppo dell'innovazione, demand side. Su questo l'Italia ha puntato sempre molto poco, però ci sono casi a livello internazionale interessantissimi dove i ministeri, diciamo, i governi in generale hanno stimolato domande di beni innovativi, di beni tecnologici o servizi innovativi. Da questo punto di vista, ecco, io penso che sia importante sottolineare questo ruolo che può e deve avere lo Stato, anche perché non è che bisogna essere forse uno stato di guerra per attivare e innescare processi innovativi in alcuni ambiti tecnologici. Basterebbe dichiarare guerra non so, alla povertà educativa, dico per dire, piuttosto che lanciare appunto una volata alle start-up che si occupano di edutech, per cercare di capire se e come le tecnologie digitali possono aiutarci su questo versante. E qui torno appunto, e questo è il mio primo punto. Il secondo punto, che in parte è già stato accennato, è quello del ruolo dello Stato nel creare le condizioni per lo sviluppo tecnologico e innovativo. Che cosa significa creare le condizioni? Poco prima di collegarmi, io mi sono imbattuto in nell'ultima statistica dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società, che è un indice che viene prodotto dall'Unione Europea, questa è la versione italiana. In Italia questo indice misura appunto il grado di digitalizzazione della nostra economia e della nostra società. Noi siamo 25esimi su 28. Che cos'è che sto dicendo fondamentalmente? E tra l'altro, se andiamo a guardare all'interno di questa statistica, per quanto riguarda il capitale umano, diciamo così, avvezzo alle tecnologie digitali, siamo 28esimi su 28. Quindi un ruolo fondamentale dello Stato sta nella creazione appunto o nella copertura dei fattori competitivi, uno su tutti, le infrastrutture di tipo tecnologico, le infrastrutture amministrative e il sistema finanziario. Non ci dimentichiamo che sì, è vero che la finanza è forse uno dei settori più globali e globalizzati, però ci sono studi interessantissimi, tra l'altro anche di un nostro connazionale che lavora adesso negli Stati Uniti, Christian Capellini, che lavora all'MIT,
il quale nella sua tesi di PhD che fece a Toronto dimostrò empiricamente che in realtà nello sviluppo dell'innovazione il ruolo della finanza è importante se tanto più è locale. Tra l'altro andando a guardare anche l'ubicazione dei venture capitalist. Quindi da questo punto di vista, ecco, le condizioni che lo Stato deve creare sono di tipo infrastrutturale, sia diciamo così di infrastrutture tradizionali che digitali, stanti appunto questi posizionamenti che noi abbiamo nei ranking internazionali, e anche e soprattutto in infrastrutture di ricerca. Io sono d'accordo con Mario quando dice sì, attenzione a non focalizzarci troppo sull'idea che la ricerca possa diventare la panacea. D'altro canto, e qui di nuovo faccio riferimento a Pavitt giustamente sosteneva, attenzione, che l'investimento in ricerca e soprattutto in ricerca di base non deve essere soltanto valutato in funzione degli output che hanno un loro ruolo, ma anche e soprattutto degli outcome. Non ci dimentichiamo che chi fa ricerca fondamentalmente è anche trained, è educato, è formato per fare ricerca. E poi non tutti i ricercatori o tutti coloro che perseguono attività di PhD nel mondo scientifico restano nel mondo scientifico, fondamentalmente spesso e volentieri si spostano poi anche nel mondo industriale. Da questo punto di vista l'investimento in ricerca, quindi in ricerca e informazione, è talmente importante in questo momento perché la sfida o le sfide che abbiamo davanti sono sfide sempre più complesse, quindi anche il capitale umano che deve, tra virgolette, equipaggiare le aziende, deve essere il capitale umano in grado di comprendere la complessità di queste sfide. Quindi è anche diciamo, il sistema di formazione che va rivisto in questo senso. Chiudo sulla formazione, meglio sulle relazioni tra ricerca e innovazione, poi chiudo col terzo e ultimo punto. Di nuovo, d'accordo con Mario sulla necessità di guardare oltre la ricerca, e sono d'accordissimo sul fatto che i numeri che citava Mario sono drammatici. Io penso che l'idea di trasferimento tecnologico sia stato il più grande fallimento di politiche industriali, ma questo a livello internazionale, perché un'idea che nasce in un contesto prettamente scientifico non può essere trasferito in un contesto, diciamo così, industriale. Qualsiasi tipo di mezzo che si possa inventare, utilizzare, penso sia assolutamente difficile. Di nuovo, i numeri che citava Mario sono veramente drammatici. Il punto è, e qui creo un link tra Manchester e Sproul, c'è un interessante libercolo di Mike Gibbons e Helga Novotny e alcuni altri colleghi tra l'altro, di scienze sociali applicate alla scienze dello sviluppo delle scienze sociali e della tecnologia. Libretto pubblicato negli anni 90 con Sage, il cui titolo è The New Production of Knowledge. E Gibbons e i suoi colleghi, in particolare Helga Novotny, sottolineavano come l'idea di continuare a generare conoscenza rilevante per lo sviluppo tecnologico utilizzando un modello, tra virgolette, lineare, quindi genero conoscenza teorica che fa riferimento ai paradigmi scientifico-disciplinari e poi man mano la trasferisco con tutti i meccanismi che ci siamo inventati in un contesto per applicarla a dei problemi. Fondamentalmente già negli anni 90 suggerivano questi colleghi è un approccio totalmente desueto. Quello che invece suggerivano Gibbons e i suoi colleghi è di passare a quello che loro chiamano Mode 2, cioè modello 2 di produzione della conoscenza, che deve essere guidata dai contesti. Attenzione, non applicata, ma guidata dai contesti. Che significa? Che è vero sì che c'è un problema di comunicazione, ma non lo si risolve con un intermediario, chiedo scusa. Lo si risolve facendo nascere la domanda di ricerca in un contesto di applicazione, quindi è la domanda che deve guidare lo sviluppo tecnologico. Da questo punto di vista, alcuni esperimenti interessanti cominciano a essere consistenti, laddove la domanda, ad esempio, di innovazione può o possa essere prodotta, generata dalle grandi imprese nei confronti delle università. Poi ovviamente c'è da identificare una soluzione organizzativa che ci permette di far guidare lo sviluppo tecnologico dal contesto di applicazione. Ripeto, non è ricerca applicata, ma è guida dello sviluppo tecnologico dal contesto di applicazione, cioè la domanda viene generata dall'impresa che conosce il problema tecnologico, ma magari non ha il tempo né tantomeno le risorse innovative per risolvere il problema. E di lì appunto che la piccola e media, lo start-up può aiutare.
E questo è il secondo punto. Il terzo punto, a me non dispiace rispolverare un vecchio concetto, un vecchio approccio della politica industriale che guardava ai cosiddetti settori strategici. Mi spiego meglio però su questo. Attenzione, si possono considerare settori strategici sia cioè così, considerandoli verticalmente, ma anche e soprattutto, visto che, come dicevo poco fa, la complessità delle sfide è sempre più articolata, dobbiamo cominciare a guardare i settori strategici anche in maniera orizzontale. E con questo mi spiego meglio. Esistono tecnologie alla base di settori strategici orizzontali, la letteratura li chiamava qualche tempo fa GPT, General Purpose Technology, che in realtà possono essere alla base di, ovviamente in maniera trasversale, dello sviluppo o del rinnovamento di settori tecnologici o di settori industriali anche tradizionali. Penso appunto all'agroalimentare in Italia, ma penso anche allo sforzo che si sta facendo, ad esempio in questo momento, e qui in questo caso c'è quasi una compenetrazione tra orizzontalità e verticalità del settore strategico, quello che si sta facendo con lo Human Technopole. Qui c'è un obiettivo molto interessante, cioè quello di creare un campus focalizzato sulle scienze della vita, facendo leva su una serie di eccellenze italiane. L'impresa farmaceutica italiana è per molti versi può essere considerata un'eccellenza su alcune aree, così come anche alcune imprese che producono dispositivi biomedicali, e di conseguenza, ecco, dove siamo già alla frontiera, forse si può continuare a investire per spingerci di più e di lì poi innescare un processo innovativo anche più vicino al mercato. Io mi fermo qui, penso di aver chiuso più o meno per tempo. Grazie, ovviamente il dibattito potrebbe continuare o aprirsi in questo momento, perché davvero sono stati dati un mucchio di spunti interessanti. Per chi ci sta ascoltando, non penso che ci sia tempo per dare spazio alle domande del pubblico, però alla fine riceverete un'email che vi invita a porre domande, quindi dove possibile cercheremo di continuare il dibattito, usare il webinar come uno spunto per sollevare temi. I temi sollevati sono tantissimi. So che Mario Calderini deve andare a una certa ora, vero? Io vorrei fare un brevissimo... sono vicinissimo, Enrico, al momento, ma il dibattito è appassionante, quindi rubo volentieri ancora 5 minuti all'impegno successivo, però non più di questi purtroppo. Allora, io Posso fare una domanda a Paola Valbonesi? Sì. Posso fare una domanda a Paola? Sì, sì, sì. Scusa, facciamo così. Sentiamo Mario un istante, perché così dopo lo salutiamo. Io volevo riprendere un discorso di Mario, che è quello della relazione tra politiche nazionali e politiche locali, politiche regionali, ma poi c'è una specie di composizione frattale, per cui la stessa cosa si rifà e si ritrova a tutti i livelli. Volevo sentire un po' qualcosa di più su questo, e se c'è qualcuno che vuole intervenire su questo tema, perché interessa anche, visto che siamo in Fondazione Nord-Est, abbiamo anche una prospettiva regionale, insomma, che interessa. A partire da Mario, poi se devi andare, salutiamo. Chiedo scusa agli altri amici, ma proprio ci tenevo a esserci, ma ho rubato spazio a un altro impegno. Allora, io anche qui credo che un minimo di vista storica serva per capire. Allora, innanzitutto, le politiche regionali sono state l'epicentro della politica ricerca e innovazione, anzi, se vogliamo essere seri, possiamo dire che tra il 2000 e il 2017-18 la politica di innovazione della tecnologia e addirittura della ricerca è stata di scala regionale. Bello o brutto che fosse, è stato così. Io ricordo, per averlo vissuto in prima persona, che paradossalmente i piani nazionali del governo, i piani di specializzazione intelligente, per esempio, non sono stati altro che la ricomposizione delle politiche regionali, fondamentalmente di Lombardia, Veneto, Emilia e poco altro. Cosa un po' strana, perché come dire, avevamo un livello regionale. Il livello regionale però
come dire, in questo momento ha dei limiti strutturali che lo mettono un po' in una terra di mezzo poco efficace, perché da un lato noi abbiamo in alcuni contesti locali delle grandi dinamiche di innovazione dal basso, però le dinamiche di innovazione dal basso, tipicamente governate a livello di ecosistemi, richiedono la densità di innovazione, richiedono densità in generale, no? Allora, il problema è che la politica regionale, che invece ha sempre visto il territorio come una specie di massa informe di soggetti imprenditoriali poco caratterizzati dal punto di vista ecosistemico, rispetto a questo bisogno di fare politica dal basso in alcuni centri fortemente densi di appunto innovazione dal basso, va in grande crisi. E quindi paradossalmente oggi, adesso la dico grossa per stimolare il dibattito, io credo che molte competenze di ricerca, di politica di ricerca e innovazione andrebbero passate alle amministrazioni locali, cioè ai comuni, perché per esempio tutta la parte di innovazione sociale, tutta la parte di innovazione legata all'assistenza e alla cura, tutta la parte legata al turismo, alle politiche dell'abitare, quindi in forte analogia con quanto diceva prima Andrea di politiche guidate dal contesto, lì andrebbero date, il baricentro politico andrebbe lì. Dall'altra parte avremmo bisogno di un baricentro politico in grado di fare dei grandi progetti pluriennali, perché è un po' paradossale. Non so, l'esempio che mi viene più chiaro è la politica dell'aerospazio. La politica dell'aerospazio è chiaramente una politica di livello nazionale, di grandi ambizioni, di scala e quant'altro. Se voi andate a rileggere la politica degli ultimi 20 anni, c'è il distretto aerospaziale della Puglia e la Lombardia che si è fatta i cluster aerospaziali e il Piemonte che dice di essere la capitale mondiale dell'aerospazio, con una politica risibile, cioè con politiche che mai si sono ricomposte e quindi guardate dall'esterno, diciamo, fanno un po' sorridere. Allora, io penso che dovremmo un po' ripensare a un bipolarismo, grandi programmi strategici nazionali e invece forte delega di politica industriale di innovazione bottom up, context driven a livello di amministrazioni locali. Le regioni sono inutili come ente amministrativo da questo punto di vista, e devo dire sono anche quelle in cui risiede quell'incultura politica che era un po' nelle parole di Raffaele, cioè se oggi voi parlate con un'amministrazione regionale qualunque, quando vi parlano di politica industriale vi parlano di incentivi a pioggia, di incentivi a fondo perduto, di capannoni, di operazioni che oppure rimettono a posto tutte le vecchie filande della regione per farci degli sedicenti incubatori, però diciamo è una visione della politica industriale datata a metà degli anni 90 e questo è un problema serio. Bene, grazie. Poi se devi andare quando vuoi. Abbiate pazienza, ascolta ancora un minuto e poi... permette anche di riprendere alcuni temi che aveva sollevato all'inizio Raffaele, soprattutto in termini degli strumenti e dei servizi, no? Però se volevi, Raffaele, tu stavi facendo una domanda a Paola e ti ho interrotto. Quindi se poi vogliamo riprendere questo argomento, va bene. Non ti sentiamo, Raffaele, in questo momento. Devi accendere il microfono. Ecco, forse ci siamo. Ecco, adesso ha preso. Io ho trovato interessantissime le cose che ha detto Paola e soprattutto centrali perché è il nodo in cui poi si addensano molte cose. Proverei però a dirti quello che ti potrebbe dire un presidente di regione avveduto. Due tra le cose importanti, no, che lei diceva, una prima cosa è servono economie di scala per gli acquisti e quindi servono centrali uniche d'acquisto, per dire. Tantissime regioni hanno fatto. Il risultato in molte regioni che conosco è stato che la centrale unica perdeva di competenza, non sapeva che cosa fare, non sapeva dare priorità e alla fine quella che doveva essere un vantaggio si è tradotto in uno svantaggio assai consistente.
L'altra cosa che ti potrebbe rispondere sempre, quindi diciamo, sulla prima cosa ti direbbe fatto, la centrale unica d'acquisti è fatta, e però noi sappiamo che invece non ha un grande risultato, quindi il problema è capire quali sono le condizioni perché questo tipo. La seconda cosa che ti direbbe sempre un presidente di regione avveduto, che pure è stata fatta, è una valutazione dei risultati. Qual è il problema però? È che sono valutazioni inutili, cioè totalmente formali, non sui risultati effettivi come tu, diciamo, hai fatto cenno giustamente, quindi non per dire hai comprato una cosa ma che cosa ti è servita, qual è la qualità di questa cosa, ma semplicemente le valutazioni dei dirigenti su queste cose avviene su numero di operazioni, nella migliore delle ipotesi, numero di operazioni fatte, piccoli elementi quantitativi. Quindi diciamo la cosa che mi pare importantissima è declinare questi elementi che tu giustamente hai sottolineato diciamo in termini di obiettivi economici di questi interventi e non solo in termini di adempimenti formali che poi non migliorano in nulla la spesa. Assolutamente. Intanto grazie per le due domande. Posso rispondere direttamente? Sì, certo. Ok. Sì, allora rispetto alle centrali uniche d'acquisto, certo, bisogna anche saperle organizzare, cioè non è solo la size, la dimensione che crea l'efficienza nell'acquisto, bisogna avere anche persone preparate che sappiano organizzare quella che è la procedura in relazione a quanto e cosa si vuole acquistare. Quindi probabilmente sono stati fatti dei tentativi o comunque sono state fatte queste centrali di acquisto, bisogna metterci dentro comunque delle skills, bisogna metterci dentro delle qualità di persone, di manager, di appunto personale che sappia quindi gestire. Non è facile, certamente, e qui veniamo al secondo punto, quello sulla valutazione dei risultati. Allora, anche la Commissione europea spinge verso quelli che sono gli affidamenti non più attraverso first price auction, quindi le gare al prezzo più basso, ma quelle che sono le gare con anche la qualità, quindi le scoring, per avere sia un elemento prezzo ma anche tanti elementi di qualità. Okay? Questa gestione di queste gare sarà ancora più complessa, però può portare a un maggiore valore del bene che si acquista. Ancora una volta, chi deve disegnare la gara e quindi deve definire quali sono gli elementi di qualità sulle quali le imprese faranno concorrenza, deve avere delle capacità che appunto non sono immediate. E quindi ancora di più avere delle stazioni appaltanti che fanno parecchie di queste procedure e imparano anche facendole in base ai beni che comprano, a quelle che sono le imprese sul mercato, a che tipo di pubblicità fare relativamente all'appalto, quindi incrociare proprio quelli che devono entrare e competere nella gara, sono elementi importanti. E secondo me non c'è una ricetta unica, forse andiamo anche verso quanto è stato detto nell'ultimo intervento. Bisogna creare delle situazioni per cui si va anche ad imparare dai contesti specifici, quindi in relazione a quelle che sono le priorità, si cerca di acquistare non solo in base al prezzo ma anche in base al valore. Questo, ripeto, mette in gioco molti elementi del disegno della procedura. Quindi non ho una risposta vera e propria. Certo, si può imparare molto da quelle che sono anche le esperienze all'estero. Queste aste che hanno prezzo e qualità sono state usate molto negli Stati Uniti, per esempio, per tutti i lavori di rifacimento delle autostrade in California, dove si creavano anche dinamiche appunto di assembramento di macchine, quindi lunghe code e quant'altro. Venivano pagati di più quei lavori per riuscire a far sì che venissero fatti con qualità e nel breve. È un'esperienza, per esempio, che si potrebbe valutare per il disegno di alcune gare di manutenzione degli ambiti autostradali o comunque delle strade. Ma quando si va a parlare, per esempio, di gare dove c'è anche la qualità per medical devices, sono stati citati prima, quindi dispositivi medico-scientifici, lì la qualità è tutt'altra cosa e anche lì vengono fatte gare dove c'è prezzo e qualità. Lì bisogna chiamare in causa, per esempio, gli operatori che usano quei beni e bisogna fare delle commissioni che vadano a valutare i beni che vengono acquistati. In un certo senso si va avanti in questo modo, però ripeto, rispetto ai contesti e quindi abilità che maturano man mano. Ecco.
e mi fermerei qui. La morte dell'equipaggio della Terror nel passaggio a nord-ovest nel libro viene attribuita a una gara al massimo ribasso per cui chiudevano le lattine col piombo e sono morti intossicati. Certo. Scusate, certo. dobbiamo concludere, ma io vorrei avere ancora una battuta ritornando alla provocazione molto di Mario Calderini sui livelli, no? Quello nazionale, quello dove ci sia una densità elevata, perché mi sembra che questo sia legato molto anche all'idea dell'uso dei servizi, che era una delle cose che richiamava Raffaele. D'altra parte, appunto, cioè, tra i fallimenti delle politiche regionali, Mario non ha citato le smart specialization, dove 22 regioni avevano tutte le stesse specializzazioni. Vorrei un brevissimo scambio di battute e poi chiudiamo, sia da parte di Raffaele che di Andrea. Posso? Sì, sì. E dunque, sulla partita diciamo regionale e dei servizi, io credo che le regioni su quello abbiano un grandissimo spazio, perché le regioni sono gli unici soggetti che sono vicini alle imprese. Io capisco la grande passione di tutti noi per le grandi strategie, per le grandi specializzazioni, per la frontiera tecnologica, per le grandi imprese, però la nostra struttura è una struttura comunque di piccole e medie imprese e queste possono essere migliorate nelle loro performance molto, accompagnandole nel miglioramento dei servizi di alta qualificazione. Prima è stato citato il settore agroalimentare. Il settore agroalimentare avrebbe uno spazio enorme nella certificazione di qualità altissime. L'Istituto Superiore di Sanità potrebbe fare cose in questo senso, al di là dei suoi interventi adesso per il Covid, per cui è diventato famosissimo. Ci sono il CNR sui test, e però c'è bisogno di andare a stanare queste realtà di imprese molto dinamiche che esistono in tantissime zone, e questa azione di scouting è una delle azioni su cui secondo me le regioni dovrebbero impegnarsi assai di più di quanto non fanno attualmente, perché poi le poche imprese che sono effettivamente dinamiche e vogliono fare attività, questi servizi se li vanno a cercare da soli, il che non è un modo, avendo noi tante attività in questi campi, tante strutture pubbliche, appunto c'è l'ICE, c'è il CNR, c'è l'Istituto Superiore di Sanità, ma ce ne sono un'infinità di queste strutture che cercano disperatamente nominalmente cercano di erogare servizi alle imprese, ma poi di fatto non manca la capacità di connessione. Ecco, su questo credo che ci sarebbe un enorme spazio delle regioni, più che non intervenire in altri campi su cui invece le economie di scala hanno sicuramente un vantaggio, per esempio quello della finanza. Devo dire che però non attribuirei tutte le colpe alle regioni. Per esempio la partita delle smart specialization cosiddette è una partita che le regioni in qualche modo hanno subito, nel senso che è una partita decisa a livello nazionale con la Commissione europea, e poi dopo le regioni si sono adeguate e si sono inventate più o meno tutte le stesse cose, come giustamente diceva Enrico. Grazie. Secondo Mario, adesso è andato via, anche a livello regionale aveva una grana troppo ampia. Non so tu cosa ne pensi, Andrea. Ma guarda, io se volessi appunto utilizzare un'espressione per chiudere questa interessante chiacchierata e condivisione, direi veramente back to basic, cioè secondo me dobbiamo tenere presente sicuramente i vari livelli di aggregazione. Ricordare, un po' fa Mario, come dico, le regioni forse non sono un aggregato appropriato per conoscere e fare per identificare delle dinamiche innovative, a cui faceva riferimento anche Raffaele. Probabilmente sono i comuni o degli aggregati diciamo così un po' più ristretti dal punto di vista geografico. Però attenzione, una cosa è il livello e quindi lo spazio, se vogliamo, nel quale si muove la politica industriale. C'è un altro aspetto fondamentale che, a prescindere dal livello, non possiamo mai dimenticare, questo penso lo accennasse Mario all'inizio, che il tempo è un fattore fondamentale, cioè ovvero il capitale necessario per fare innovazione è un capitale paziente.
è un capitale paziente sul quale e soprattutto richiede una strategia di medio-lungo periodo. Adesso non è che voglio ritornare appunto alla vecchia storia della programmazione pluriennale, ma noi abbiamo perso come nazione, come paese, tanti treni di sviluppo tecnologico, e se non decidiamo adesso quali sono i treni possibili sui quali investire, ci ritroveremo a discutere da qui a 3, 4, 5 anni, se Enrico appunto avrà modo di reinvitarci, adesso magari con un altro ambiente digitale, a dire benissimo qual è allora il treno. Quindi anche l'idea di identificare i settori strategici penso sia una riflessione sulla quale il governo deve necessariamente fare, al di là di quelle che sono le condizioni appunto infrastrutturali, amministrative, piuttosto che diciamo così di formazione. Identificare i settori può avere un suo ruolo. Certo, appunto poi la nozione di tempo, la dimensione di tempo deve fare i conti anche un po' di spazio. Di nuovo, giustamente diceva Mario, attenzione, abbiamo 5 distretti di aerospazio, ce n'è anche uno nel Lazio, non ha molto senso continuare appunto ad avere una strategia multilocal, se vogliamo. Comunque, questa era la mia chiusa. Paola, una battuta per chiudere? Scusate, ho sbagliato pulsante. Sì. No, semplicemente che secondo me le regioni hanno un ruolo. E quindi sì, sicuramente bisogna raccogliere le indicazioni a livello locale, però i ruoli di coordinamento sono assolutamente preziosi. Spesso abbiamo le dimensioni locali troppo piccole, cioè quando si parla di spese con risorse pubbliche bisogna pensare veramente a spendere bene, quindi io rivedrei, almeno per quanto riguarda le cose che più studio, cioè la parte legata anche agli acquisti di beni, servizi, forniture. Sicuramente l'ambito diciamo regionale può essere molto interessante per le competenze. Se poi parliamo di infrastrutture o di investimenti strategici, forse ancora di più, quindi bisognerebbe proprio forse coniugare un po' meglio questa informazione tra le diversi ambiti, diciamo, però sicuramente cercare quello che è il coordinamento più efficiente e lì mettere le competenze maggiori, con ovviamente poi un tavolo di regia che può essere coordinato a livello di varie regioni o quant'altro, però per esempio queste figure adesso anche nazionali che abbiamo di ANAC spesso non riescono ad entrare veramente nelle dimensioni regionali, quindi dovrebbero essere migliorati questi tipi di collegamento, però non butterei per questo tutto sull'ambito locale. Sì, certo, ovviamente il rischio maggiore è quello di rifare a tutti i livelli le stesse cose, questo esatto, è il vero, esatto. il vero rischio. La duplicazione. Certo. Io credo che noi dobbiamo fermarci qua, ci sono state alcune domande e cercheremo di trasferirvele dopo che se qualcuno ha tempo di rispondere a chi ha assistito a questo webinar. Dietro di noi c'era, ma se vuoi apparire, Silvio Oliva, che ha tenuto le fila di nascosto di tutta questa iniziativa. Eccomi qui, buonasera. Che ringraziamo tantissimo. Io vi ringrazio moltissimo, ho imparato un mucchio di cose, mi sto portando a casa un pacco di appunti e chissà che ci risentiamo per approfondirle. Grazie tante. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie davvero. Grazie Silvia.